Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Catania in emergenza, il ministro Musumeci convoca un vertice in mattinata per trovare una soluzione urgente alla prolungata mancanza di luce d'acqua con gravissimi disagi per la popolazione. Ieri il sindaco Trantino ha emanato un'ordinanza a tutela delle persone fragili e bisognose, mentre i cittadini esasperati inscenano proteste per strada. Sicilia rovente, ieri alle 13 a Motta Sant'Anastasia nel Catanese il termometro ha raggiunto i 47 gradi, il massimo in Sicilia secondo i dati della Protezione Civile regionale. In una domenica da bollino rosso per le ondate di calore tanti hanno scelto un bagno al mare per trovare ristoro. Il caldo torrido pesa anche sull'agricoltura, bruciano frutta e verdura in tutta l'isola, Coldiretti fa la conta dei danni. Un abito diverso contro ogni pregiudizio a Montedoro nel Nisseno in passerella le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza. Calcio, avviato il ritiro del Catania, a Zafferana la società sempre attiva nel mercato. Ancora ben trovati da Sicilia 24, l'avete sentito anche dai nostri titoli, a Catania, ma direi anche nel Catanese, è piena emergenza. La città fa i conti con mancanze ripetute di luce e acqua, con gravissimi disagi per la sua popolazione alle prese con un caldo infernale. Oggi il ministro Musumeci ha convocato un vertice in emergenza per cercare di trovare una soluzione ai blackout elettrici ed alla mancanza di acqua, mentre il sindaco Trantino ieri ha emanato un'ordinanza per tutelare le persone fragili. Sentiamo Tonino De Mana. Non solo l'aeroporto. Catania sembra l'epicentro di tutte le emergenze climatica, idrica ed elettrica. Proprio per questo il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha convocato in mattinata un vertice in prefettura al quale parteciperanno il prefetto Librizzi, il sindaco Trantino, il capo della protezione civile nazionale Curcio, quello regionale Cocina, i vertici militari ed i rappresentanti di Enel e Sidra. E mentre si cerca di correre ai ripari, gran parte della città è senza acqua e senza luce. Le temperature roventi con medie di 40 gradi e punti di 47 nel Catanese avrebbero infatti provocato il danneggiamento di cavi elettrici sotterranei. La conseguenza sono stati blackout che hanno lasciato al buio intere zone di Catania e anche di Siracusa, dove la luce è addirittura mancata per 15 ore. E distribuzione, dopo l'intervento del sindaco Trantino, nel quale chiedeva soluzioni immediate, ha spiegato in una nota che sta operando in condizioni di emergenza climatica eccezionale, con temperature dell'asfalto che sfiorano addirittura i 50 gradi. Questo, prosegue la nota, ha provocato il danneggiamento dei cavi interrati. La gestione dell'emergenza è affidata ad una task force composta da 420 tecnici. I blackout stanno provocando l'interruzione della distribuzione dell'acqua. La città di Catania, spiega Sidra, che serve il 60% delle utenze cittadine, è senza acqua da tempo e non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico, in quanto questi ultimi dipendono dal servizio elettrico da parte di E-Distribuzione. La situazione è monitorata dalla protezione civile. Un'unità di crisi è stata istituita a Palazzo degli Elefanti, mentre il sindaco Trantino ha emanato un'ordinanza che prevede, fino a cessata emergenza, il proseguo delle attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con numero di emergenza 095 484 000. Le ciminiere sono adibite con locali climatizzati in un centro per ospitare i soggetti fragili. Secondo le disposizioni, le farmacie ospedaliere e quelle di comunità dovranno provvedere alla conservazione o sostituzione dei farmaci distribuiti e soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta, mentre le associazioni di volontariato, protezione civile e Croce Rossa dovranno assistere i soggetti fragili anche per la fornitura di prima assistenza di pasti e bevande. Inoltre verrà attivato un servizio di trasporto per persone fragili attraverso l'ausilio della MTS. E intanto i cittadini esasperati scendono in piazza per protestare. Ieri siamo andati in una zona della città di Catania, la zona di Vulcania, dove centinaia di persone denunciano appunto gravi disagi relativi alla mancanza di luce e di acqua. Emanuela Corsi.
Ancora disagi e disservizi per centinaia di catanesi da giorni senza luce né acqua. Il caldo non molla la sua presa. Le alte temperature e i maggiori consumi energetici stanno mandando in tilt le cabine elettriche della città e sono sempre più frequenti i distacchi di luce e conseguentemente di acqua. In via Vitaliano Brancati, zona Vulcania, centinaia di famiglie sono esasperate. Sono state delle giornate in cui non solo non si è potuto dormire, ma ci sono stati gravi problemi di salute anche per molti anziani che vivono in questa zona, che sono allettati e che ovviamente senza condizionatore sono stati malissimo. Chi può sceglie di abbandonare la propria abitazione. Noi siamo stati costretti a scappare di casa perché abbiamo 2 cani, poi anche mia suocera di 90 anni costretta, segregata a casa senza nessuno che la poteva aiutare, ascensore bloccato, una situazione veramente drammatica. Quindi in tanti avete lasciato le vostre abitazioni? Siamo stati costretti a lasciare l'abitazione, siamo andati noi in ufficio. Residenti al buio, mentre ci raccontano sulla pubblica via balzano agli occhi luminosissimi cartelloni pubblicitari. Bastava affacciarsi dal balcone per vedere la pubblica via illuminata regolarmente, soprattutto anche illuminazioni che in quel momento potevano essere assolutamente superflue, come quelle degli esercizi pubblici, illuminavano a giorno la città. Intanto ieri pomeriggio in via Maltese a Cibali i residenti hanno bloccato il quartiere in segno di protesta. Paghiamo i nostri diritti, paghiamo le bollette, vogliamo i nostri diritti, siamo abbandonati. Grazie all'intervento del sindaco trentino e del prefetto Librizzi, i tecnici dell'Enel hanno effettuato un intervento tampone nella cabina della zona per ridare la corrente elettrica a queste 160 famiglie da 5 giorni rimaste al buio e senza acqua. All'altro tema scottante adesso che riguarda la città di Catania, l'aeroporto Fontana Rossa, una settimana dall'incendio che ha devastato appunto il Terminal A. La situazione è ancora difficile per i passeggeri che sono sempre più esasperati, sballottati da uno scalo all'altro, incertezze sui voli, anche sugli stessi trasferimenti in pullman, ma sentiamo il servizio, è Desiree Ferlito. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania per accelerare il ritorno alla normalità. Dopo una settimana dall'incendio che ha reso inagibile il Terminal A dell'aerostazione di Fontana Rossa, rimane ancora drammatica la situazione attorno allo scalo, soprattutto per i passeggeri sempre più esasperati, che continuano a essere sballottati da un aeroporto all'altro con i voli dirottati a Comiso, Palermo o Trapani, con poco preavviso e senza troppe spiegazioni. A volte senza neanche un puntuale shuttle per il trasferimento. Io dovevo partire da Catania, ma prima mi hanno detto che dovevo partire da Trapani e quando stavo per prendere un Airbnb, cambiare tutto il viaggio, mi hanno cancellato l'aereo e l'ho dovuto ricomprare lo stesso aereo che stavo per prendere, più costoso, e sempre partendo da Trapani, io che abito a Palazzolo Acreide. Al Terminal A si lavora per la bonifica, ma al momento non si trasloca a Siconella. Si cerca di potenziare il Terminal C. Montata la tensostruttura che accoglie all'ingresso i passeggeri in partenza, l'obiettivo è di ottenere da ENAC il via libera per poter schedulare più movimenti rispetto ai 4 attualmente possibili. Nessuno si sbilancia sui tempi per il ritorno alla piena operatività dello scalo. Di certo sembra allontanarsi l'ipotesi del 25 luglio, mentre faticano anche gli altri aeroporti costretti a un super lavoro per accogliere i voli ex Catania. E se da un lato scoppia il caso dell'emergenza bagagli da riconsegnare, dall'altra parte si infiamma la polemica politica. Il ministro Adolfo Urso parla di situazione intollerabile. Il danno, dice, è grave, non solo sul campo turistico ma per quello reputazionale che rischia di perdurare nel tempo. La replica del presidente Schifani, polemiche sterili. Intanto a conti fatti Asso Esercenti Sicilia stima una perdita di circa 40 milioni di euro al giorno, soprattutto nell'indotto del trasporto e della filiera turistica. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5.01 sulle pendici dell'Etna in provincia di Catania. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 4 km di profondità ed epicentro a 5 km da Milo. Non si segnalano danni a persone o cose e circa 5 minuti prima nella stessa zona c'era stata un'altra scossa invece di magnitudo 2.5. Il caldo
il caldo imperante, un caldo che non accenna a diminuire, ma purtroppo è destinato a portare ulteriori disagi. Un caldo da bollino rosso, si scappa dalle città, si cerca refrigerio al mare e, come vi dicevo, nei prossimi giorni le temperature sono in risalita. Sentiamo Veronica Barbarino. Non accenna a diminuire il caldo record in Sicilia e nel primo fine settimana di esodo estivo è allerta rossa della Protezione Civile. Bagnanti e turisti scappano dalle città e provano a combattere le elevate temperature riversandosi sulle località balneari. Siamo andati nelle spiagge di Punta Secca e Marina di Ragusa per capire se in riva al mare si trova refrigerio. L'acqua del mare restituisce un po' di fresco e anche un po' di, quando c'è un po' di ventilazione, questo aiuta moltissimo. Bagnarsi frequentemente, bagnare anche la testa fa bene. Al mare bene, in casa con l'aria condizionata perfetto. Catania si sta peggio perché c'è molto più caldo di qua. Qua anzi credo che sia piacevole, un po' di venticello. Pensando che anche l'anno scorso ci sono stati ben 3 mesi di caldo torrido, speriamo di sopportarlo, ecco. Sudore, aria condizionata, acqua non finire e stando qua all'ombra. Col materassino, andando al mare, il climatizzatore a casa, questo è tutto quello che si può fare. Sì, il mare, più che altro il mare. Secondo le previsioni, i primi giorni della prossima settimana porteranno condizioni estreme, con temperature che potranno superare i 47 gradi, anche sulle aree dei comuni montani. A partire da mercoledì, l'ondata di calore dovrebbe invece attenuarsi. E con il caldo purtroppo il tema incendi è sempre presente, infatti un incendio è divampato da ieri nella zona di Monreale, siamo in provincia di Palermo, minacciando le abitazioni. Le fiamme si sono sviluppate nell'area vicina al cimitero nella zona di via Pietro Novelli. In serata alcuni residenti della zona più a nord hanno abbandonato le proprie case per mettersi al sicuro. Al lavoro ci sono 4 squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei. E appunto in Sicilia il caldo torrido, restiamo in tema, ha di conseguenza provocato anche dei seri disagi al settore dell'agricoltura. La Coldiretti è già alla conta dei danni. Simona Mazzone. Il caldo torrido che Caronte ha portato in Sicilia non solo sta creando disagi alle persone ma anche agli allevamenti e alle coltivazioni. Bruciano frutta e verdura nei campi con la conseguente perdita del raccolto e la carenza di foraggio per gli animali. L'assessorato regionale all'agricoltura ha disposto che i consorzi di bonifica forniscano maggiori quantitativi d'acqua distribuita in diversi orari, ma i danni ci sono. Secondo Coldiretti non c'è ancora una stima precisa perché alcune zone dell'isola stanno soffrendo più di altre. Si registrano ulteriori danni per i raccolti attuali, ma anche il conseguente rischio di stress termico e di indebolimento delle colture, con ulteriori ripercussioni per le future produzioni. L'agricoltura è uno dei settori che patisce maggiormente l'ondata di calore. L'agricoltura è l'attività economica che purtroppo più di tutte vive quotidianamente le conseguenze meteorologiche con impatti economici e morali devastanti. Ad Agrigento caldo fatale per vigneti, frutteti e orti a secco e che dovrebbero essere irrigati con l'acqua del lago Arancio, ma che per motivi burocratici non è ancora utilizzata. E poi il latte, circa il 30% in meno a causa delle alte temperature. Le vacche non lasciano la stalla neanche per pascolare, animali provati, stanchi, assetati, se si considera che ognuno di loro beve oltre 100 litri di acqua al giorno contro i 70 in media. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. È quasi tutto pronto per la riapertura al transito delle auto nella galleria della tratta dell'autostrada A18 Messina-Catania-Letojanni, che era stata interessata da una frana 8 anni fa. Il giorno tanto atteso dovrebbe essere il 5 agosto. Francesco Triolo. Era il 5 ottobre 2015 quando il costone della collina di Letojanni venne giù travolgendo l'autostrada. Solo per un caso fortuito, in quel momento non passavano auto e fu evitata una tragedia, ma ci sono voluti 8 anni da quel crollo, con polemiche, ritardi, inchieste della magistratura per vedere la luce in fondo al tunnel, perché il 5 agosto, un sabato nel pomeriggio, dovrebbe essere riaperta la carreggiata lato monte, quella più colpita dalla frana, dove è stato necessario realizzare una galleria artificiale da
140 metri. Sta valutando col Consorzio Autostrade con ovviamente i collaudatori, le figure coinvolte, se sia opportuno mantenere le 2 carreggiate aperte per il periodo estivo, che è il periodo di maggior flusso veicolare, e eventualmente poi riprendere i lavori subito dopo l'estate attraverso il consolidamento l'ultima parte di consolidamento che il lavoro necessita. Giovedì scorso il collaudatore, il direttore dei lavori, l'impresa che sta realizzando i lavori ed il responsabile del procedimento hanno effettuato un sopralluogo constatando come il cantiere stia procedendo a gran ritmo. A mancare infatti è davvero poco. Manca un pezzo di guardrail ad oggi, la segnaletica c'è, l'asfalto lo stanno completando, l'illuminazione delle gallerie è stata già fatta, credo che manchi un tratto di guardrail che verrà completato in questi giorni, proprio che è finalizzato alla riapertura totale della carreggiata. Contro ogni pregiudizio, le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza vanno in passerella a Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Giusy Lazzara. Abiti speciali, quelli di Equo Dress, la sartoria sociale che riesce a trasformare i jeans dismessi da rifiuto ad outfit esclusivo. Modelle d'eccezione le donne vittime di violenza che hanno sfilato per Femminissima a Montedoro in provincia di Caltanissetta, la manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Etnos. Queste donne vittime di maltrattamenti hanno indossato per una volta un abito diverso contro ogni pregiudizio. Sì, è vero, coprivano il loro volto con una maschera per motivi di sicurezza, ma il loro sguardo era fiero, era pieno di dignità, quella dignità che anche loro hanno acquisito grazie a questa esperienza all'interno delle case rifugio, quella dignità che ha portato loro ad indossare questi abiti. Donne che si sono sentite un avanzo della società, però diventando ora consapevoli e affrontando la realtà delicata che alcune di loro hanno vissuto legato alla violenza di genere. Il fatto di invece camminare insieme, condividere insieme anche quell'odio profondo che sentono dentro, quel sentirsi inizialmente rifiuto, poi invece far nascere l'orgoglio di essere donna e il coraggio invece di essere per come si è, far uscire l'identità. Venire fuori da percorsi difficili si può e queste donne, superando ostacoli e pregiudizi, stanno tentando di rinascere. Ci fermiamo ancora e poi il Catania Calcio. Parte del nostro telegiornale, il Catania, Zafferana Etnea ha avviato il ritiro precampionato con una società costantemente al lavoro sul mercato. Il servizio è di Marco Carli. Immagini dal ritiro del Catania a Zafferana. I giocatori confermati dopo la galoppata vincente in Serie D della stagione scorsa. Chiarelle e Beters, i cui accordi sono arrivati subito dopo, ma anche i volti nuovi, da Chiricò agli annunci in serie degli ultimi giorni, Ladinetti, Rocca, Mazzotta, Zammarini, Bocic, a cui si aggiunge Popovic. Tabiani subito a colloquio con De Luca e Giovinco, 2 giocatori di cui si deve capire il destino. E poi il nuovo team manager Armando Pantanelli, Stefano Agressi, pronto a dare il suo contributo di esperienza istantanea dal ritiro, in attesa che venga completato l'organico con il portiere, 2 centrali difensivi, un attaccante che la Neri ha annunciato di categoria superiore e un altro esterno. Intanto sono anche i giorni delle prime dichiarazioni, queste quelle dell'attaccante esterno Bocic e del centrocampista Roberto Zammarini. L'importante è che io sono qua perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua perché ci tengo. E volevo dire ai tifosi che suderò la maglia, è una promessa questo. Penso che la storia del Catania parla da sé e quando mi è arrivata l'offerta di venire a Catania non ci ho pensato un secondo, ho accettato subito e sono molto contento di essere qua. Gli allenamenti proseguiranno a Zafferana con 2 sedute giornaliere e andranno avanti fin quasi a Ferragosto, ma con la prospettiva di ultimare la preparazione alle pendici dell'Etna fino alle prime partite ufficiali per lasciare lo spazio necessario ai lavori che interessano il Massimino. Questo era l'ultimo servizio, il telegiornale finisce qui, io vi do appuntamento alle 14 per la prossima edizione di Sicilia 24 e vi lascio ai colleghi di Buongiorno Sicilia. A tutti un buon proseguimento di giornata.